cosa spinge i medici antivaccinisti come Mercola, basta che segua la freccetta nera e compri subito. Un altro sito che trovo, digitando vaccinazioni rischi, è Informa-Salus, e qui trovo l'intervista a un medico italiano del 2011. Il medico dichiara che minore l'età del neonato, oppure maggiore la sua immaturità o maggiore il numero di vaccini inoculati insieme, maggiore è il rischio che il bambino subisca un grave danno vaccinale. È un po' una contraddizione, nel senso che se io non vaccino il bambino neonato potrebbe doversi confrontare con malattie come la pertosse. Allora il batterio della pertosse in sé per sé contiene 3.000 antigeni, quindi il bambino deve confrontarsi contro 3.000 antigeni. Gli antigeni che sono contenuti nel vaccino esavalente sono 37, quindi direi che non c'è assolutamente confronto. Sempre lo stesso medico dichiara che forse le vaccinazioni di massa potevano andare bene quando se ne facevano poche per volta, come le 3 che si facevano fino al 1990. Però se andiamo a vedere il numero di antigeni per dose che erano presenti nei vaccini negli anni 70, vediamo che difterite, tetano, per tosse a cellula intera, aggiungendo anche vaiolo e polio, sono 3.215 antigeni. Gli antigeni presenti nei vaccini offerti a 2 mesi oggi sono 37, come dicevo. Quindi anche questa affermazione si può smentire molto facilmente. Questo è il sito del medico in questione. Il medico in questione regala il proprio libro Bambini sani oggi, lo regala però partecipando all'evento, e l'evento costa 50 euro a persona. Fino al 19 ottobre però c'è uno sconto del 20%. Allora, mi domando, i vaccini chi fanno guadagnare? Fanno guadagnare le case farmaceutiche, per forza li producono, per cui non li regalano di certo, ma fanno anche guadagnare qualcun altro che invita gente ai congressi e non fa altro che pubblicare le vaccinazioni pediatriche, vaccinazioni contro il papilloma, la sindrome influenzale nei bambini e negli adulti, vaccinare contro il tetano, e sono tutti libri che hanno un costo, non vengono regalati. Un altro sito che ho trovato è autismovaccini.org, e qui c'è l'annosa questione dell'autismo e del legame con il morbillo parotite rosolia. Questa è una vecchia storia. Nel 98 un medico britannico e alcuni collaboratori hanno pubblicato su una rivista scientifica un lavoro che metteva in correlazione il vaccino trivalente antimorbillo parotite rosolia, una malattia intestinale e l'autismo. Lo studio era condotto su 12 bambini autistici. Secondo il dottor Wakefield il rischio poteva essere ridotto somministrando vaccini in formulazione singola. Il risultato è stata una eco mediatica che ha portato alla riduzione delle vaccinazioni e alla ricomparsa di casi di morbillo. L'eco mediatica non si è spenta subito, ci sono stati decine e decine di lavori di smentita, ma nonostante questo si è continuato a parlare di Wakefield e di questo lavoro. E la cosa ha interessato anche un giornalista del Sunday Times che ha condotto un'inchiesta dalla quale sono emersi dei risultati direi inquietanti, perché 9 mesi prima dell'uscita dell'articolo Wakefield aveva presentato il brevetto per un vaccino antimorbillo in formulazione singola. Inoltre il medico aveva rapporti con un gruppo che si occupa di risarcimento danni da vaccini e aveva percepito delle somme di denaro piuttosto ingenti. Un altro aspetto è che alcuni dei bambini esaminati avevano mostrato segni di autismo prima della vaccinazione, e su questi bambini Wakefield aveva effettuato dei test invasivi come la colonoscopia o la puntura lombare senza il consenso dei genitori. Il risultato è che lo studio è stato ritirato da Lancet e Wakefield nel 2010 è stato espulso dall'ordine dei medici inglese. Nonostante questo, su un altro sito, comilva.org, si trova ancora il richiamo all'autismo e alle vaccinazioni. Per onestà devo dire che questo sito è un pochettino più organizzato rispetto a disinformazione.it o a MedNat, ma anche qua si trovano notizie falsate,
studi di tossicità condotti per esempio su dializzati, che hanno chiaramente problemi diversi rispetto a un bambino di 2 mesi sano. E quindi troviamo di nuovo la vicenda del mercurio, e il mercurio sappiamo che non c'è più nei vaccini pediatrici. Fino al 2010 tracce ce n'erano ancora perché era usato nella preparazione dell'antigene dell'epatite B, ma poi è stato completamente rimosso. E tra l'altro comunque gli studi condotti su migliaia di bambini vaccinati con prodotti contenenti mercurio non hanno riscontrato un rischio aumentato di autismo. Dal sito Comilva si trova anche la questione alluminio, elemento tossico iniettato direttamente nel circolo sanguigno. L'argomento è ripreso da disinformazione.it, che addirittura arriva a scrivere alluminio e vaccini accoppiata devastante per il cervello. Bisogna dire che i movimenti vaccinali quindi hanno scelto adesso i sali d'alluminio come nuovo bersaglio, perché eliminato il discorso MPR autismo, eliminato il discorso mercurio, ci dobbiamo spostare su qualcos'altro. Probabilmente se non ci fosse più alluminio